Nessun nuovo divieto per il mare di San Leone. Per la regione il mare è pulito o comunque balneabile. Nonostante le polemiche che riguardano i pennelli a mare, il sistema di depurazione è finalmente in corso d'opera. Ed i risultati delle analisi dell'ARP effettuate lo scorso 13 dicembre e resi noti dall'associazione Mare Amico 2 settimane fa indicano la presenza di inquinanti comunque ad oggi al di sotto della soglia indicata buona per la balneabilità. Dunque la regione ha individuato come aree ad inibizione permanente di balneazione quelle intorno alle foci dei fiumi e dei porticcioli, oltre che nel tratto di spiaggia chiamato Caos tra Agrigento e Porto Empedocle, ma in questo caso per pericolo crolli dovuto al cedimento delle falesie. La Regione ha inoltre stabilito che la stagione balneare parte oggi per concludersi a fine settembre, un mese prima di quanto stabilito lo scorso anno. Di contro appare ancora lontano l'avvio degli interventi per la bonifica delle spiagge agrigentine, che in genere viene concordato dai comuni con la Toggesa. Ed intanto procedono spediti i lavori di conduzione dei reflui dal villaggio Peruzzo al depuratore di Sant'Anna, effettuati dall'ente gestore del servizio idrico integrato Girgenti Acque. Seppur via l'Emporium sia ancora transennato e parte degli scavi non sono ancora stati ricoperti, si è riusciti a superare i problemi del traffico, che era stato inibito all'uscita da villaggio Peruzzo, un fatto che aveva scatenato l'ira degli automobilisti costretti a lunghe code per raggiungere la rotonda Giunone, oltre che il malcontento dei negozianti del villaggio Peruzzo. Problemi che adesso sembrano essere stati superati, visto che è stato ripristinato il doppio senso di circolazione lungo viale Emporium, dunque è nuovamente possibile sia entrare che uscire.